Chiudiamo questa puntata di Verde a Nord-Est, amici, insieme a Lorenzo Nicoli, che è il presidente regionale di Confagricoltura, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Buongiorno a voi. Presidente. Allora, in questa puntata abbiamo fatto un po', insomma, il bilancio di quello che è stato il 2015 per il mondo agricolo. Buona notizia per quanto riguarda il 2016, finalmente sono arrivati i tanto attesi bandi. Lei ha già avuto modo di guardarli, che cosa ne pensa? Positivo, il lavoro si mette a frutto un lavoro fatto nel tavolo verde dove come associazioni partecipiamo, abbiamo condiviso le linee guida del PSR con l'attuale assessore e con l'assessore con l'amministrazione precedente e quindi è bene che si sia partiti, un buon auspicio iniziare l'anno con l'apertura dei bandi tanto attesi dal settore. Sappiamo che le risorse non sono moltissime, però in questo momento è il massimo che si poteva fare e questo va bene. Ci vuole uno slancio di fiducia da parte delle aziende che effettivamente in alcuni settori l'annata del 2015 non è stata proprio tanto buona, diciamo così. Ecco, quali sono secondo lei i settori che hanno sofferto di più? Abbiamo chiuso l'anno con la crisi del latte, che è stata solo l'ultima delle difficoltà che sono arrivate nel nostro settore. Siamo alla vigilia appunto della fine delle quote latte, non ci saranno più le quote latte e quindi subito il settore è andato in crisi, c'è stato un crollo dei prezzi andando a registrare prezzi al di sotto dei costi di produzione. Quindi, attività così impegnative, così anche onerose negli investimenti come le aziende zootecniche, lattifere in modo particolare, si sono viste pregiudicare un lavoro di una vita con prospettive molto difficili. È stato fatto un grande lavoro da parte nostra, siamo stati in piazza a fianco ai nostri agricoltori, ai nostri allevatori che hanno protestato, il Ministero ha fatto un'attività proficua di mediazione con l'industria, si è ottenuto qualcosa anche dal punto di vista diciamo, fiscale. Il Ministro esatto, in legge di stabilità hanno riconosciuto uno sgravio sull'IVA appunto per le aziende zootecniche. Ma se non sbaglio anche l'IMU agricola, no? L'IMU agricola per tutti, chiaramente non una misura focalizzata alle aziende zootecniche ma per tutti, quindi questo è positivo. Sono successe molte cose, questa è solo la fine diciamo, dell'annata. Certo, insomma il 2015 è stato anche l'anno dell'Expo, però, Presidente, quindi insomma forse non si sono ottenuti i risultati magari davvero sperati, però quantomeno si è parlato un po' di più di agricoltura. Secondo lei l'esperienza dell'Expo? Ma guardi, Expo è evidente che è stato innanzitutto un successo organizzativo, l'Italia ha dato un'ottima immagine di sé, tutti avevamo delle grandi perplessità, tutti abbiamo focalizzato la nostra attenzione anche su qualche scandalo che è successo nel tragitto che ci ha portato ad Expo, però ancora una volta l'Italia è riuscita alla fine a dimostrare di essere un grande paese, che è riuscita a organizzare un grande evento. È stato anche un evento che si è svolto in tutta sicurezza, teniamo presente il contesto internazionale in cui si è svolto questo evento, che ha visto una grande concentrazione di pubblico, mantenere una sicurezza penso non sia stato facile e quindi molto positivo da questo punto di vista. Nel nostro caso specifico come settore ritengo che gli effetti di Expo siano da una parte, forse qualcuno si attendeva a una ricaduta più diretta alle aziende agricole. Io ritengo che aver fatto parlare il mondo per almeno 6 mesi di agricoltura sia molto positivo. Sicuramente abbiamo, già nel titolo di Expo c'era una novità rispetto alla visione dell'agricoltura degli ultimi anni, finalmente si è ritornati a vedere l'agricoltura come il settore che produce alimenti. Nutriamo il pianeta, questo era il titolo e su questo titolo si sono poi svolte un po' tutte le attività all'interno di convegni e quant'altro all'interno di Expo. Non è una banalità, ci si era dimenticati per anni, per decenni, già dall'impostazione della riforma della PAC dell'inizio anni 90 si era
dati un'impostazione che non era più quella di un settore che aveva come compito principale quello di produrre alimenti e di garantire alimenti sani e a un prezzo accessibile a tutti. Expo in questo senso ha fissato un punto che non verrà facilmente rimosso e questo lo ritengo molto importante. Ultima cosa, Presidente, una nota positiva, 21 milioni di euro dati al CREA, quindi alla ricerca. Insomma, forse Confagricoltura possiamo dire che ci ha visto lungo, insomma. Ma guardi, la ricerca, anche in Expo abbiamo fatto un convegno importante per il livello dei relatori a cui hanno partecipato, che andavano proprio in quella direzione che oggi il Ministro ha accolto, dando questo segnale molto importante, finanziando la ricerca nell'ambito della cisgenetica e del genoma editing. Noi abbiamo sempre sostenuto che si deve, anche l'agricoltura, come qualunque altro settore economico, vive se innova. Abbiamo bisogno di innovare, quindi abbiamo bisogno di ricerca, di una ricerca che abbia delle ricadute dirette sul nostro settore. Il mondo va in quella direzione, non possiamo pensare che l'agricoltura italiana sia chiusa in se stessa e non tenga conto di cosa sta succedendo nel mondo. La genetica ha fatto dei passi molto importanti e soprattutto sta ottenendo dei risultati nella direzione da noi sperata. A me ha molto impressionato e illuminato quasi un convegno organizzato da Confagricoltura Nazionale nel 2012, se non ricordo male, dove il professor Stanca, allora presidente della Società dei Genetisti Italiani, aveva dato un'immagine dell'agricoltura, un'agricoltura che riusciva a conciliare sostenibilità ambientale alla sostenibilità economica. Grazie alla ricerca genetica si insegnava alle piante a difendersi da sole, a nutrirsi meglio, a sfruttare meglio gli elementi nutritivi che noi mettevamo a disposizione. Quindi un'agricoltura proprio che conciliava ambiente, sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità economica. I due fattori devono andare di pari passo, altrimenti l'agricoltura non ha futuro. E con le parole di Lorenzo Nicoli, presidente regionale di Confagricoltura, si chiude qui questa nostra puntata di Verde a Nord-Est. Amici, vi salutiamo, ma l'appuntamento come sempre è tra 7 giorni, stessa rete, stesso orario. A presto.